Amici di UD News TV, buonasera da Max Fontanini, benvenuti al Pala Ips di Gemona del Friuli, dove fra 5 minuti la PUGS Udine affronterà i Bulls Kapfenberg in una amichevole del precampionato per la PUGS Udine. Si tratta di un'altra uscita, questa volta a tinte internazionali, perché la formazione bianconera di coach Demis Cavin affronterà niente poco di meno che i campioni d'Austria, appunto di Kapfenberg, i quali si sono laureati campioni della nazione a noi vicina qualche mese fa, i quali però sono senza il proprio capo allenatore, ovvero Mike Coffin, che tra l'altro è anche il coach della nazionale austriaca. E tra i giocatori della compagine dei Tori di Kapfenberg diciamo che non c'è nessun giocatore conosciuto alle nostre latitudini, però tra i giocatori da tenere d'occhio soprattutto c'è il numero 4, ovvero Elia Wilson, che è stato uno dei migliori marcatori della scorsa stagione in Austria. Nella scorsa stagione aveva raggiunto il 6° posto in campionato con la maglia della formazione di Vels. Wilson, che è uscito dall'Università di Coastal Carolina nel 2017, quindi questa è la sua seconda stagione da professionista. Questi sono gli altri giocatori dei Tori di Kapfenberg: il numero 5 Vujosevic, il numero 7 Taki, il numero 8 Uber, il numero 9 Nakic, il numero 11 Stegnates, il numero 12 Samuels, che è un altro giocatore americano come Wilson, poi un altro giocatore americano, il numero 13 Nelson Harry, poi col 14 Skrit Visar, il numero 15 Coffin. Completa il roster. Coffin, che in questo caso Mark, è il figlio del coach che oggi non c'è, Mike Coffin. Diciamo che Mark ha comunque meritato un posto in squadra, nonostante sia un figlio d'arte, lui che è nato in Austria nel 1991 e dopo aver già giocato a Kapfenberg nel 2011 era tornato, o per meglio dire era andato in America per studiare all'università, ed è uscito nel 2016 dalla Idaho University ed è tornato a Kapfenberg nel 2016. Per la PUGS Udine invece, torniamo alle cose di casa bianconera, la formazione è quella solita. A referto coach Cavino ha portato 11 giocatori, non 12. Chi è fuori è il giovanissimo Daniel ONN. Quindi per la PUGS Udine in campo ci saranno con il numero 1 Mortellaro, con il numero 3 Chiti, che tra l'altro oggi compie 19 anni, tanto auguri Raffa. Poi con il numero 8 il capitano Mauro Pintonfire, il numero 11 Genovese, il numero 13 Cortese, il numero 15 Simpson, il numero 24 Penn, il numero 25 Nikolic, il numero 29 Pellegrino, il numero 33 Paolo, il numero 45 Spanghero. Gli arbitri della partita saranno Enrico Bartoli di Trieste, Moreno Almerigogne di Trieste e Nicolas Pellicani di Ronchi dei Legionari. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, la formazione austriaca è già pronta. Il quintetto è formato dal numero 4 Wilson, dal numero 5 Vujosevic, dal numero 12 Samuels, dal numero 13 Nelson Harry e dal numero 14 Skrit Visar. Per la formazione udinese invece il quintetto dovrebbe essere quello che ormai conosciamo quasi a memoria, ovvero Penna in play, Simpson in guardia, Cortese in ala piccola, Paoli in ala grande, Pellegrino nello spot di centro. E coach Cavina conferma questo solito starting 5. È tutto pronto per cominciare questa partita, pubblico delle grandi occasioni anche questa sera a Gemona, come era avvenuto a fine agosto in occasione della sfida, la prima del precampionato della PUGS Udine contro la Virtus Padova di Serie B. Apumania sempre consistente al fianco con entusiasmo della truppa del presidente Alessandro Pedone, con lo sfizio oggi della diretta su UD News
TV. Il primo possesso di questa amichevole per la più GSA Udine. Lorenzo Penna in palleggio, poi lo interrompe, Pellegrino ribalta lato per Powell che apre per Cortese, spara la tripla ma la sbaglia, rimbalzo per Darien Nelson Henry. Prima chance offensiva della partita per la formazione austriaca. C'è Penna sulle tracce di Schlittwieser, l'intercetto di Penna che va indisturbato ad appoggiare al vetro. I primi punti di questa partita sono marchiati da Lorenzo Penna. 2-0 il punteggio per la più GSA. Wilson viene raddoppiato, poi Pellegrino gli lascia il varco, lo scarico per Nelson Henry che sbaglia il piazzato. Simpson per Penna, entra nel gioco offensivo in movimento la più GSA. Pellegrino alza un lob per Powell che diventa un alley-oop e il punteggio adesso di 4-0 per la formazione friulana. Pellegrino che ha già dimostrato rispetto alla scorsa stagione che quando si trova in punta non guarda il ferro. L'altra non era capitato tante volte che Pellegrino tirasse dall'arco, da posizione frontale, senza essere tra virgolette un maestro del particolare. Da questa stagione, da questo precampionato, Pellegrino ha l'obbligo in quella situazione di non guardare il ferro ma di o ribaltare o trovare, come in questo caso, Marshawn Powell indisturbato nell'area colorata. Intanto c'è un fallo commesso dallo stesso Pellegrino contro Nelson Henry che segna il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Fa 1 su 2, quindi l'errore da parte del lungo americano dei Bulls Kapfenberg. Attacco per la più GSA Cortese per Powell, ricezione profonda, Powell segna, subisce il fallo e avrà a disposizione il tiro libero aggiuntivo. È chiaro che quando Powell riceve, come prima da Pellegrino, come adesso da Cortese in posizione profonda, può fare letteralmente quello che desidera. In lunetta Marshawn Powell con il tiro libero supplementare a segno. Marshawn Powell che è già salito a quota 5 punti in questo avvio di partita. 5 per Powell, 2 per Penna, fanno 7-1 per la più GSA. Arriva Vujosevic quasi in corrispondenza della linea del tiro libero, poi l'errore al tiro da parte di Samuels, poi a rimbalzo l'ultimo tocco della formazione bianconera, quindi la rimessa sarà in attacco per Kapfenberg. Riceve Wilson, poi Vujosevic nell'angolo verso Schlittwieser, su di lui c'è Lorenzo Penna. Schlittwieser palleggia questo tiro molto difficile, però tanto talento per questo ragazzo che ha trovato il fondo della retina, classe 1996, un giocatore austriaco che è a Kapfenberg dal 2014. Errore per Udine, dall'altra parte ancora Schlittwieser, non guarda il ferro, ribalta al lato per Vujosevic, c'è il tocco da dietro di Pellegrino, la palla esce, quindi la rimessa è per Kapfenberg con 16 secondi sul cronometro dei 24. È pronto per la rimessa Wilson, riceve Nelson Henry, una sorta di consegnato per Vujosevic, step back contro Cortese che però scivola molto bene, tiene il palleggio Ricchi, si ritorna da Vujosevic, palleggere este tiro difficoltoso e non a caso arriva una sola tabellata per il giocatore dei Tori. Dall'altra parte Simpson riapre per Powell con spazio, non vuole però prendersi la conclusione dall'arco. Marshawn Powell, doppio pick alto per Penna, ottima apertura per Powell da 3 punti a segno, solo Cottone per Marshawn Powell, l'assist di Lorenzo Penna. E beh, stiamo imparando a conoscere da vicino, se mai ce ne fosse bisogno, Marshawn Powell, che potrebbe diventare un giocatore devastante per
la più GSA Udine. L'intercetto difensivo di Powell che poi va per le terre, sarà palla 2, no, tutto regolare. Nelson Henry tocca il pallone, lo mantiene vivo Wilson che si alza da 3 punti dall'angolo a segno. Elia Wilson è riuscito a tirare fuori dalla spazzatura questo possesso, ha sparato subito dall'arco perché stava arrivando sul close out un giocatore friulano, ha segnato per il 6° punto in favore della formazione d'Oltralpe, possiamo dire così. Possesso per Udine, penna per Pellegrino, ribalta per Powell che mette la palla per terra, spezza il raddoppio, poi Powell riesce a trovare di nuovo il fondo della retina. Per Powell si tratta del 10° punto personale. Tanto c'è un fallo di Pellegrino, il secondo contro Vujosevic. Coach Demis Cavina non corre ripari, lascia in campo Francesco Pellegrino. Intanto c'è un cambio per Kapfenberg, esce Samuels ed entra Stegnitz, giocatore nato nel 1981 a Rijeka, quindi a Fiume in Croazia, e a Kapfenberg della stagione 2015-2016. Sbaglia il primo dei 2 tiri liberi Vujosevic, nuova opportunità per lui. Vujosevic fa 1 su 2, si tratta del primo punto nella sua partita. Attacco per Udine, Simpson in punta, poi Pellegrino, consegnato per Cortese, sempre in movimento, la formazione bianconera. Pellegrino, ricezione non profonda, quindi è costretto a riaprire verso Penna, il pick and pop di Powell che si mette a posto ai piedi con un palleggio e poi segna anche questa tripla, e sono 13 in questo avvio di match per Marshawn Powell, 13 per lui e 2 per Penna. C'è un fallo di Simpson ravvisato dall'arbitro Pellicani in corrispondenza della linea di metà campo. Cambio per Kapfenberg, esce Schitrvisa ed entra Coffin, che è il figlio, come dicevamo in sede di presentazione, dell'allenatore direttore di Kapfenberg, che questa sera non è presente ma è sostituito da Marcus Gallet. Wilson lascia dietro a Cortese il palleggio e resta tiro con una rapida esecuzione per il giocatore americano in forza alla formazione austriaca. Cortese interrompe il palleggio, Penna cerca di punire la difesa che è rimasta impastata sul blocco, però sbaglia la tripla. Vujosevic shakerata contro Simpson, poi Nelson Henry contro Pellegrino, arriva Penna per il recupero difensivo, gli strappa il pallone, subisce il fallo Lorenzo Penna ed ne arriva un cambio per la più GSA Udine con coach Demis Cavina che sostituisce Cortese con Marco Spanghero, quindi doppio play per la più GSA con Marco Spanghero che agirà da play aggiunto, quindi da guardia, mentre arriva un timeout richiesto dal tecnico degli austriaci Gallet. Vediamo un aggiornamento dei tabellini per la più GSA: Penna 2, Powell 13, per Kapfenberg invece Wilson 5, Vujosevic 1, Nelson Henry 1 e Schitrvisa 2. Il punteggio chiaramente recita 15-9 in questo momento in favore della più GSA, che in precedenza nel precampionato aveva già affrontato qui a Gemona la formazione di Serie B della Virtus Padova, battendola per 108-59, e poi Udine aveva partecipato a cavallo tra agosto e settembre all'Ignano Basket BH Cup, venendo sconfitta
84-97 dall'Alma Trieste in semifinale, però poi Udine aveva battuto nella finalina Forlì in maniera abbastanza perentoria per 86-61, e poi martedì scorso l'amichevole vinta per 68-82 a Pieve di Soligo contro la De Longhi Treviso. Torniamo in cronaca diretta perché le squadre sono entrate sul parquet, e chi segna per Udine? Chi se non Marshon Powell, e sono 15 per lui sui 17 iniziali della più GSA, che sale a più 8. Wilson riceve il ribaltamento di lato, Spanghero lo spedisce sulla linea di fondo, Wilson interrompe il palleggio, si stacca Penna dall'attaccante, però Nelson Henry riesce ad eludere l'intervento di Penna, mettere la palla per terra, fare un gioco di destrezza, però riesce anche a sbagliare in fase di appoggio, quindi altra chance offensiva per Udine. Simpson mantiene vivo il palleggio, la riapertura è per Penna, Powell guarda il ferro ma vuole rifornire Pellegrini in posizione profonda, c'è il fallo di Nelson Henry, rimessa in attacco per la più GSA perché si tratta del terzo fallo di squadra per la formazione austriaca. Cambio doppio per i Bulls Kaffenberg, stanno per entrare Schlittwieser e Samuels al posto di Vujosevic e di Nelson Henry. Per Udine esce tra gli applausi convinti di tutta la Pomania e anche nostra Marshon Powell, al suo posto Stefan Nikolic. Pallone in campo per Spanghero, Penna in palleggio, dopo piccherò all'alto, sceglie il lato sinistro Lorenzo Penna che poi interrompe il palleggio, rifornimento un po' difficile per Nikolic che riesce a ribattere l'alto per Simpson, da palleggio, da 3 punti va Travis Simpson, una tripla molto bella da vedere che ha fatto schizzare in piedi qualche tifoso sulla tribunetta della Palaipsia di Gemona. 20-9 il punteggio in favore della più GSA che sta difendendo a zona già da qualche azione. L'intercetto di Pellegrino completato da Penna che va dall'altra parte, arriva per il pick Pellegrino, no, Pellegrino lascia da solo Penna in 1 contro 1, poi Nikolic riceve in post basso, 1 contro 1 per Nikolic che si gira e si volta, poi riapre per Penna, 8 secondi su 24 per la più GSA. Pellegrino partenza come un esterno, apertura per Penna da 3 punti, non va a primo ferro, rimbalzo e per Stegneitz, attacco per Kaffenberg, arriva rimorchio Stegneitz, non si prende la tripla, poi mette a ritmo Coffin che spara la tripla del 20-12 con il quale ora la più GSA Udine sta comandando. Spanghero in punta, mette la palla per terra, lo show difensivo di Stegneitz che poi recupera sull'aiuto e recupero appunto contro Pellegrino, poi da 3 punti il canestro di Simpson e anche il fallo subito da parte del giocatore austriaco Coffin, quindi tiro libero supplementare per Travis Simpson allo scadere del 24esimo secondo. Doppio cambio per Udine, escono Pellegrino e Nikolic ed entrano Mortellaro e Genovese. Per Simpson intanto si tratta del 6° punto. Il giro di là, prendete la porta di sicurezza, rimettete lungo. Ora Simpson si appresta a scoccare il tiro libero supplementare per Travis Simpson. Si tratta del 3+1 e Udine doppia Kaffenberg sul 24-12. Wilson mantiene vivo il palleggio, poi lo interrompe Stegneitz, torna fuori verso Coffin, in punta il giocatore croato, ribaltato per Schlittwieser. Samuels ribatta per Coffin, viene spedito segno di fondo da Penna. Stegneitz ha tagliato dritto per dritto dalla punta ma non è riuscito a tenere il pallone tra le mani. Spanghero in transizione, sbaglia la conclusione dall'arco, Wilson subisce il fallo non secondo gli arbitri, ma Elia Wilson riesce a convertire il suo 7° punto personale.
Sono pronti Cortese e Pinton sul cubo dei cambi per la più GSA. Simpson, ricezione in una porzione di parquet occupata anche da altri giocatori. Mortellaro apre per Penna, non c'è l'extra pass per Simpson, Penna spara la tripla, non va, poi il pallone colpisce il sostegno del tabellone, quindi palla persa per la più GSA, che sostituisce Simpson e Penna con Pinton e Cortese. Attacco per Kaffenberg, che sotto 24-14 in taglio backdoor di Wilson contro Pinton. C'è il fallo da parte del capitano bianconero, quindi 2 tiri liberi in arrivo per Wilson, che sta facendo valere una maggiore fisicità nei confronti di Mauro Pinton in questo frangente. Sbaglia Wilson il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione, non va chance per lui. Wilson fa 1 su 2 e porta a -9 la formazione austriaca. Esce Wilson, entra Vujosevic in questo momento. Wilson va a riposare con 8 punti al suo attivo, fino a questo momento è il miglior marcatore della formazione dei Bulls di Kaffenberg. Pinton per Spanghero, sfrutta il pick di Mortellaro, poi Cortese dall'angolo da 3 punti. Riccardo Cortese, più 12 per la più GSA, ma soprattutto questi sono i primi 3 punti nella partita di Ricky Cortese. Udine che ha mandato a bersaglio 4 giocatori fino a questo momento, e sono 5 invece i marcatori di Kaffenberg fino a questo momento della partita. Entrambe le formazioni hanno già esaurito il bonus. Samuels in lunetta per 2 tiri liberi, segna il primo Samuels. Diventa 2 su 2 per questo giocatore, che come il nostro gradito ex Alan Ray è nato nel Bronx. Intanto altri 2 punti per la più GSA, che ritorna a più 12 sul 29-17. Vujosevic contro Spanghero, il blocco di Sengnaiz, poi Coffin lascia alle sue spalle Cortese, un difficile tiro in allontanamento per Coffin che non va a buon fine, e finisce qui il primo quarto con il punteggio che vede in vantaggio la più GSA per 29-17. Vediamo i tabellini aggiornati per la più GSA. Cortese 5, Simpson 7, Penna 2, Powell 15. Per Kaffenberg invece Wilson 8, Vujosevic 1, Samuels 2, Nelson Henry 1, Shirit Wieser 2 e Coffin 3. Diamo intanto una notizia logistica a tutti i tifosi della più GSA. Sabato prossimo, sabato 15, in mattinata ci sarà la consueta presentazione annuale della più GSA nella cornice di Friuli Doc, nel cuore di Udine. L'orario oscillerà tra le 11:30 e mezzogiorno. E poi in serata la più GSA alle 20:45
giocherà in amichevole in quelle di Pistoia contro la formazione di Serie A, che ospiterà la compagine friulana, la quale poi renderà il favore il 28 e 29 di settembre a Cividale al Palasport di via Perusini, in occasione del Memorial Paietta, in ricordo della mamma del presidente Alessandro Pedone. E in quell'occasione, in occasione di quel quadrangolare, oltre a Udine e Pistoia, sul parquet scenderanno anche la Virtus Bologna e la Open John Betis Varese. Torniamo in cronaca diretta, perché è cominciato il secondo quarto con Kaffenberg in attacco. Coffin sbaglia la conclusione, rimbalza, lottano Nelson Henry, Mortellaro, poi la palla viene recuperata da Cortese, prende l'apertura Spanghero, Genovese spalle a canestro, poi consegnato per Spanghero, la riapertura per Vujosevic, doveva arrivare un passaggio sulle linee di fondo nell'angolo per Pinton da parte di Spanghero. Il pallone non è arrivato a destinazione nell'angolo, quindi chiaramente capita una palla persa in queste occasioni e Vujosevic tramuta il pallone recuperato in 2 punti dall'altra parte in contropiede. 29-19 il punteggio in favore di Udine. Spanghero con spazio da 3 punti non va, Ferro, tabellone out, il rimbalzo per Schitwiser, mezzo intercetto da parte di Cortese, la palla esce sulla linea laterale, la rimessa è per Kaffenberg, riceve Vujosevic, Samuels per Schitwiser, è stato dimenticato dietro alla seconda linea Coffin, che ha sparato e segnato un altro canestro dai 6,75, più 7 adesso per Udine, che è avanti 29-22. Spanghero per Genovese, quasi un consegnato per Cortese che va verso Spongi, il palleggio resta e tiro dopo il pick di Chris Mortellaro, e sono arrivati i primi 2 punti all'interno di questa partita per Marco Spanghero. Ancora difesa a zona per la più GSA. Coffin però batte subito in partenza Salvatore Genovese, che verrà sostituito fra pochi istanti da Stefan Nikolic, un cambio punitivo, quello che adotterà il coach Demis Cavina con Salvatore Genovese, che è stato battuto in maniera troppo facile. È arrivato il cambio preannunciato con coach Demis Cavina che sta catechizzando Salvatore Genovese in panca. Si sta asciugando il parquet. In questo secondo quarto non è ancora entrato Marshawn Powell, che aveva segnato 15 punti già nel primo periodo. Cambio per Kaffenberg, rientra Wilson, esce Coffin. Spanghero per Nikolic sul pick and pop, ancora Spongi, 7 secondi sui 24, deve accelerare la più GSA. Pinton gioca 2 con Mortellaro, che trova il fondo del secchiello. Questi sono 2 giocatori che si trovano ad occhi chiusi, loro 2 che assieme a Pellegrino facevano parte della più GSA 2017-2018. Samuels contro Spanghero, sbaglia il palleggio resta e tiro, il pallone recuperato dal capitano bianconero, sul quale si accoppia con un leggero ritardo Vujosevic. Nikolic per Spanghero, 14 secondi su 24 per Udine. Nikolic per Mortellaro, che si alza da 3 punti, non va, primo ferro. Vujosevic va dall'altra parte, c'è il fallo da parte di Chris Mortellaro a metà campo, un fallo tattico, di quelli che non hanno bisogno di essere affibbiati come falli antisportivi, perché Chris Mortellaro aveva tentato di giocare il pallone. Rimessa per Kaffenberg, che è sotto 34-24. Nelson Henry per Vujosevic con spazio da 3 punti, non va, scheggia il ferro, la palla esce, controllata da Stefan Nikolic, la rimessa è per la più GSA.
Spanghero in palleggio, si stacca Cortese, consegnato l'end off per Spongi, Nikolic per Cortese che batte Wilson, il quale spende un fallo cercando di cacciare il pallone da dietro dalle mani del giocatore friulano, arrivato nel corso dell'estate dopo un corteggiamento durato un anno da Ferrara. Pinton subito dalla rimessa, classico catch and shoot per l'elettroshock che però non riesce a segnare il fallo di Nikolic. Ci sarà una rimessa per i tori di Kaffenberg in fase offensiva. Ancora zona per la più GSA, zona 2-3 che è stata provata all'allenamento di ieri da coach Demis Cavina al Palasport Carnera. Nelson Henry riesce a recuperare il pallone quasi dalla spazzatura. Si tratta del terzo punto per lui, si tratta del 33-26, solo lunghezza del match. Spanghero sbaglia la conclusione, pronto a rientrare Penna al suo posto, così come pronto a rientrare Powell, va fino in fondo, sbaglia Vujosevic, ma Nelson Henry è molto lesto a completare il tap-in offensivo, quindi altri 2 punti per il lungagnone di Kaffenberg. Cortese per Mortellaro, poi Spanghero gioca a 2 con Mortellaro, c'è il fallo di Vujosevic e Mortellaro andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Cambio per Kaffenberg, esce Vujosevic e rientra, anzi entra Tacchi. Per Udine escono Spanghero e Cortese, rientrano Penna e Powell. Quindi Nikolic ora si sposterà dalla grande alla piccola. È pronto Chris Mortellaro per 2 tiri liberi. Mortellaro segna il primo, i 2 liberi a sua disposizione. Altra chance per Chris Mortellaro che fa 2 su 2, diventano 4 punti personali per Chris Mortellaro, 35-28 il punteggio per la più GSA. Difesa uomo ora per i bianconeri, Wilson contro Nikolic. Wilson con la magia però non riesce a trovare il giusto reverse. Nelson Henry nel cuore dell'area, con lui il tabellone non va, svita la lampada Mortellaro, prende l'apertura Penna, va dall'altra parte. Powell cerca di prendere posizione profonda, ma c'è Samuels in anticipo. Pinto il suo ribaltamento di lato, non spara la tripla, arriva Powell per il pick and pop. Pinton va però nell'angolo opposto da Nikolic che si alza, scheggia il ferro. Chi c'è sotto canestro? Marshon Powell che recupera il rimbalzo, subisce il fallo e andrà alla lunetta per 2 tiri liberi. Doppio cambio per Udine, usciranno Mortellaro e Nikolic. Sì, questa è la scelta di coach Demis Cavina. Dall'altra parte esce Samuels e rientra Stagnitz. 2 tiri liberi per Marshon Powell che era fermo, per così dire, in maniera molto sarcastica, a quota 15 punti segnati nel primo quarto. Powell sbaglia però il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Chiaramente di gran lunga il miglior marcatore della partita fino a questo momento. Powell fa 1 su 2, 16° punto per lui. 36-28 il punteggio in favore della più GSA. Wilson si porta dietro di sé 2 giocatori bianconeri. Stagnitz riapre per Wilson, c'è cambio difensivo Powell, però arriva un passaggio straordinario da parte di Wilson. 2 liberi in arrivo per Stagnitz, la formazione austriaca stava reclamando il canestro valido. Arriva un fallo tecnico fischiato dall'arbitro Enrico Bartoli nei confronti di Stagnitz, che si vede che l'ha mandato a quel paese in slavo, però l'arbitro Bartoli è di Trieste, quindi magari qualche parolina di
croato o giù di lì la comprende, quindi arriveranno i 2 liberi per Stegnaitz e poi un libero rimessa per la più GSA dall'altra parte. Stegnaitz intanto segna il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione, fa anche 2 su 2. Dall'altra parte si incarica della conclusione Mauro Pinton. Si spiegano Stegnaitz e l'arbitro Bartoli. Segna Pinton il tiro libero sul fallo tecnico fischiato al giocatore in forza agli austriaci. L'elettroshock rompe il ghiaccio con questo rigore segnato a porta vuota. Rimessa per la più GSA da Simpson a Penna. Udine vantaggio 37-30. C'è un fallo da parte di Wilson che si accusa della penalità. Kaffenberg aveva già esaurito il bonus, quindi 2 tiri liberi in arrivo per Udine, ma in precedenza arriva il time out richiesto dal tecnico dei Kaffenberg Bulls, Marcus Gallet. Quindi noi vediamo i tabellini aggiornati per la più GSA: Mortellaro 4, Pinton 1, Cortese 5, Simpson 7, Penna 2, Powell 16 e Spanghero 2. Per Kaffenberg invece Wilson 8, Vujosevic 3, Stegnaitz 2, Samuels 2, Nelson Henry 5, Schritt-Wieser 2 e Coffin 8. Il parziale di questo secondo quarto finora è di 8-13 ad appannaggio della formazione ospite. Diciamo che con l'amichevole di quest'oggi si conclude la consolidata partnership estiva tra la più GSA Udine e la comunità di Gemona del Friuli, perché dopo il ritiro svolto ad agosto da parte della più GSA con quartier generale all'Hotel Willy e dopo l'amichevole del 28 agosto scorso sempre qui in via Praviolai contro la Virtus Padova, quest'oggi la più GSA conclude con lo scrimmage contro il bus Kaffenberg il periodo in terra pedemontana, e chiaramente i ringraziamenti della società bianconera vanno a tutta l'amministrazione comunale di Gemona, capitanata dal sindaco Revelant, ma anche alla società Gemona Basket presieduta da Alfonso D'Antoni, i quali si sono prodigati per non far mancare proprio nulla alla truppa bianconera durante questo periodo trascorso a Gemona durante il ritiro e poi in occasione delle 2 amichevoli. Intanto per Simpson 2 su 2 dalla linea della chiarità. Travis si applica in difesa contro Wilson, accetta cambio difensivo Powell. Stegnaitz ribalta l'auto per Tacchi, riceve Nelson Henry, spara canestro contro Pellegrino. Nelson Henry viene stoppato da Francesco Pellegrino, la palla esce, la rimessa è per Kaffenberg con 1 secondo sul cronometro dei 24, quindi deve fare tantissima attenzione Udine in questo momento. Vediamo se arriverà una rimessa alzata nel cuore dell'area, anzi no, arriva un passaggio per Wilson cadendo all'indietro. Mamma mia, Wilson contro Travis Simpson, che aveva fatto molto e anche di più per costringere Wilson a una conclusione difficile. 10° punto per il giocatore americano in forza Kaffenberg. Ora Simpson gioca 2 con Powell che batte Stegnaitz, galleggia nel cuore dell'area, subisce il fallo da parte di Nelson Henry e Powell andrà a lunetta per 2 tiri liberi. 39-32 il punteggio per la più GSA. Powell segna il primo dei 2 liberi, già 17 punti per Marshawn Powell, che anche quest'oggi ha già timbrato il cartellino. Powell fa 2 su 2 e diventano 18 per Powell, poco meno dei punti di squadra di tutta la più GSA.
Attacco per Kaffenberg che è sotto di 9 lunghezze, tacchi per Stagnates, molto distante anche dall'arco. In punta Wilson, il blocco di Nelson Henry, riblocco del giocatore lungo degli austriaci, però commette fallo Simpson. Rimessa per Kaffenberg in attacco perché la Puges Udine esaurisce solamente adesso il bonus. Cambio per gli austriaci, fuori tacchi dentro Vujosevic. Vujosevic mette la palla per terra, c'è l'aiuto difensivo di Pellegrino, poi Stagnates da 3 punti, a segno solo rete per l'esperto, un giocatore croato in forza Kaffenberg. La rimessa per la GSA in attacco, Udine avanti 41-35. Ricordiamo che la GSA sta affrontando i campioni in carica d'Austria. Pellegrino, pallone schiacciato a terra, tentato verso Powell, il passaggio non arriva a destinazione perché c'è l'intercetto col piede da parte di un giocatore austriaco, quindi il cronometro viene resettato a quota 14 per azione offensiva dei friulani. Penna per Simpson, ancora Penna con spazio, non si prende la tripla, batte la prima linea, Pellegrino non riapre verso Simpson, si gira e si volta Pellegrino, semigancio sinistro che non va, rimbalzo per Kaffenberg, scusate, sì, Vujosevic, proprio lui, stava tentando di fare un cost to cost. Penna commette fallo e ci saranno 2 tiri liberi per Vujosevic. Cambio per Udine, fuori Pinton, rientra Cortese, quindi per queste ultime battute del secondo periodo la GSA ha sul parquet il quintetto iniziale. È un particolare che di solito capitava quasi mai nella precedente gestione. È un modo anche per imparare a conoscere il modus operandi di coach Demis Cavina. Fa 2 su 2 Vujosevic, 5 punti per lui, 41-37 il punteggio in favore di Udine, che ha preso il comando fin dall'inizio. Le domani sul manubrio le sta continuando a mantenere, però il vantaggio per adesso si è assottigliato a 4 lunghezze. Simpson sbaglia la tripla dopo un bellissimo passaggio schiacciato a terra di Cortese. Penna bravissimo, intercetta il passaggio destinato in contropiede a Nelson Henry. Simpson riapre per Cortese da 3 punti, non va, salta più in alto di tutti Powell che viene stoppato da Nelson Henry. Penna mantiene vivo il possesso, chiama lo schema, applaude il coach di Miscavina, applaude anche il pubblico di Gemona. Il pick di Pellegrino, pallone per Simpson che decolla sulla linea di fondo, segna, subisce il fallo e avrà a disposizione il tiro libero supplementare. Il decollo di Travis Simpson, che fino a questo momento ha giocato non in punta di piedi ma in maniera molto silenziosa ed è già salito a quota 11. Cambio per Udine, fuori Pellegrino, dentro Genovese. Pronto Travis Simpson dalla linea della carità. Fa 2+1 che diciamo si somma al 3+1 segnato in precedenza, quindi +7 per Udine che recupera il pallone in difesa. Cortese viene rilanciato da Penna, il pallone mantenuto vivo da Powell, riapre verso Ricchi. Pick and pop tra Cortese e Powell, bellissimo passaggio di Cortese per Marchon, da 3 punti non va, il rimbalzo lungo viene fatto preda da Lorenzo Penna. Nuova chance per la GSA in attacco. All'aiuto recupero di Stagnates, Genovese con spazio, da 3 punti, scheggia il ferro, il pallone esce e la rimessa è per Kaffenberg. Questa sera
poche volte Udine ha allungato la difesa a tutto campo, in altro particolare rispetto alle precedenti uscite. Si vede che coach Cavina ha voluto preparare questo match impostando la difesa da zona 2-3, come detto qualche istante fa. Attacco per Udine, intanto Penna in palleggio, c'è un mismatch con Genovese che riceve sul gomito, poi entra nel cuore dell'area. Genovese commette infrazione di passi e la rimessa è per Kaffenberg. Cambio per Udine, fuori Marshawn Powell, rientra Chris Mortellaro. Per Marshawn Powell 18 punti fino a questo momento sui 44 segnati dalla PU GSA. Attacco per Kaffenberg, lo show difensivo di Genovese che poi non viene aiutato da un compagno di squadra, sbaglia però la tripla Stegnaitz. Genovese aveva fatto aiuto recupero, o comunque, anzi prima aveva fatto show difensivo, poi ha dovuto recuperare sul suo uomo che era posizionato quasi in guardia. Il suo compagno di reparto, ovvero Mortellaro, non gli aveva dato una mano recuperando lui con un close out sul giocatore colato del Bulls Kaffenberg. Genovese avrebbe dovuto recuperare in mezzo all'area. Ora Genovese ha sbagliato la tripla, Wilson, ultimo tiro per Kaffenberg, Wilson trova il fondo del secchiello, ultima chance per Udine ad accelerare. Simpson da metà campo, non va, finisce qui il primo tempo con il punteggio di APU GSA 44, Bulls Kaffenberg 39, ci sono 18 punti per Powell da una parte, 12 per Wilson dall'altra. La linea alla regia. Ben ritrovati da Gemona, ringraziamo Giancarlo Celente che dalla regia ci ha dato la linea. Max Fontanini per il secondo tempo della sfida amichevole tra la PU GSA Udine e i Bulls Kaffenberg. Si è ripartiti del 44-39 con cui si è concluso il primo tempo in queste prime battute di terzo quarto, anche se il match era già cominciato, non è successo un granché, giusto per favorire appunto gli appassionati udinesi che ci stanno seguendo su The News TV. E non a caso Travis Simpson sta dal cilindro un canestro di Maggialo stato puro con cui si apre questo terzo quarto. 14° punto personale per Travis Simpson che assieme a Marshawn Powell in coppia gli americani di Udine hanno segnato fino a questo momento 32 punti su 46 di squadra. Vujosevic per Nelson Henry che ha subito il fallo di Marshawn Powell, andrà a lunetta per 2 tiri liberi. Allora facciamo un po' di ordine con i tabellini. Per la PU GSA Mortellaro 4, Pinton 1, Cortese 5, Simpson 14, Penna 2, Powell 18, Spanghero 2. Per Kaffenberg invece Wilson 12, Vujosevic 5, Stegnaitz 5, Samuels 2, Nelson Henry 5, Schritt Visa 2 e Coffin 8. Nelson Henry ha sbagliato il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione, sbaglia anche il secondo e il punteggio permane sul 46-39 in favore dei friulani.
Powell, pallone schiacciato a terra per Simpson, che da sotto in misura ha sbagliato una comoda conclusione. Il lob per Samuels, che da sotto misura perde l'equilibrio, sbaglia, però poi arriva Nelson Henry che da sotto misura perde la maniglia. Simpson lancia Cortese, che va a appoggiare al vetro il suo settimo punto, e la più GSA schizza sul 48-39. Kaffenberg, che c'era spinta a -4 sul 41-37 sul finire del secondo quarto. Va in penetrazione Vujosevic, segna, subisce il fallo e avrà a disposizione il libero aggiuntivo. Settimo punto anche per Vujosevic, un giocatore di nazionalità serba, nato nel 1992, dal 2016-2017 a Kaffenberg. Nella scorsa stagione, in 41 partite di Bundesliga austriaca, Vujosevic ha prodotto il 46% dal campo, il 29% da 3, nel dettaglio, e poi l'87% a cronometro fermo, percentuale che non è stata ribadita a grandi linee nell'ultima gita lunetta perché ha sbagliato il tiro libero supplementare. Vujosevic. Powell ha subito il fallo da sottomisura, cambi da una parte e dall'altra. Per Udine esce Pellegrino, rientra Mortellaro. Per Kaffenberg esce Samuels, rientra Stagnates. Esce tra gli applausi Francesco Pellegrino. Intanto catch and shoot sulla rimessa per Cortese, che sbaglia la tripla, poi Powell viene stoppato da Nelson Henry, quindi rimessa per la più GSA in fase offensiva con 14 secondi sul cronometro, anzi con 12 secondi sul cronometro dei 24. Penna per Simpson, ancora Lolo in palleggio, pick and pop di Powell, step back, poi passaggio per Simpson che si prende la linea di fondo, subisce il fallo di Vujosevic. Altra rimessa per la più GSA. Rimessa per Penna, riceve Simpson, poi ancora Lolo in punta, doppio piccolo l'alto, da una parte Powell, dall'altra Mortellaro, si sceglie il lato di Powell, passaggio dietro la schiena per Marchon. Cortese palleggia resta tiro sulla linea di fondo, non va, tocca a Mortellaro, recupera Stagnates, prende l'apertura Vujosevic, che va dall'altra parte nel tentativo di andare a concludere un coast to coast, sbatte contro Simpson, viene costretto all'errore, recupero per Travis, che va dall'altra parte, pure lui coast to coast, alza la parabola, sbaglia anche Powell, poi arriva il professore Chris Mortellaro, che segna, subisce il fallo e avrà a disposizione il libero aggiuntivo. Sesto punto per Chris Mortellaro, più 9 per la più GSA sul 50-41. È pronto Chris Mortellaro. Dalla lunetta fa 2+1, settimo punto per Chris Mortellaro, e la più GSA ritorna a davvero un vantaggio in doppia cifra sul 51-41. Attacco per Kaffenberg, Wilson perde la maniglia, l'ultimo tocco è di Travis Simpson o Lorenzo Penna, fatto che sta che la rimessa è per gli austriaci. Si incarica della rimessa in gioco Vujosevic. Wilson ritorna dal suo compagno di squadra, 4 secondi su 24. Vujosevic a palleggiare questo tiro da 2 punti, non va, rimbalza per Penna, libero Cortese sul lato opposto davanti alla nostra postazione. Mortellaro lo vede, riapre per Ricchi, che non si prende la conclusione dall'arco. Il blocco di Powell, Cortese dietro la schiena o comunque dietro la testa per Simpson, palleggia questo tiro per Travis, non va. Mortellaro per Penna, extra pass per Cortese con spazio da 3 punti, non va, sfortunato Riccardo Cortese, ma era un'ottima conclusione al termine di una buona trama offensiva per la più GSA. Vujosevic interrompe il palleggio ma perde l'attimo per alzarsi da 2 punti. Stagnates verso Schitvisa, ancora Stagnates sul pick and pop, mette la palla per terra, subisce il fallo non secondo gli arbitri da parte di Mortellaro. Tutto regolare per
il grigio Pellicani. Penna per Powell che cerca il contatto e poi insacca senza il fallo il suo 20° punto. Chiama time out il tecnico degli austriaci Markus Gallet, con la più GSA in vantaggio 53-41, mentre salgono gli applausi dei tifosi bianconeri presenti questa sera a Gemona in gran numero, con gente seduta anche sotto il muro come vecchi tempi dietro a un canestro. Allora, questi tabellini per Udine: Mortellaro 7, Pinton 1, Cortese 7, Simpson 14, Penna 2, Powell 20 e Spangaro 2. Per Kaffenberg invece Wilson 12, Vujosevic 7, Stegnitz 5, Samuels 2, Nelson Henry 5, Schlitt-Wieser 2 e Coffey 8. Tra i singoli giocatori bianconeri quello che balza agli occhi è la stitichezza offensiva denotata fino a questo momento in maniera abbastanza strana da Francesco Pellegrino, il quale nella gara amichevole contro Treviso a Pieve di Soligo martedì scorso aveva sfiorato la doppia cifra di punti segnati, ma soprattutto aveva preso 12 rimbalzi, quindi sfiorando nel complesso una doppia. Le squadre ritornano in campo dopo il time out. Rimessa per Kaffenberg, allunga la difesa a tutto campo la formazione udinese, che costringe Kaffenberg ad entrare nel gioco offensivo con qualche secondo di ritardo. Vujosevic viene spedito sulla linea di fondo da Nikolic, neoentrato, sbaglia la conclusione Penna per Cortese, poi ancora Lollo si accoppia contro di lui il neoentrato Nakic. C'è un mismatch, vediamo se Penna sfrutta questo mismatch. Accetta cambio difensivo Stegnitz, Cortese contro Vujosevic, rolla verso il canestro o comunque verso il mezzo angolo Mortellaro, che sbaglia la conclusione. Wilson va fino in fondo con la mano sinistra ad insaccare il 14° punto all'interno della sua partita. Simpson nell'angolo, ancora per Penna che stavolta si alza dall'arco, sbaglia Mortellaro da sotto misura, sbaglia la conclusione. Wilson gli caccia il pallone da dietro Cortese, poi Penna interrompe un potenziale 2 contro 0 per Kaffenberg. Esce lo stesso Penna tra gli applausi di coach Cavino, al suo posto Marco Spangaro. Applausi convinti dei tifosi friulani nei confronti di Lollo Penna. A colloquio l'arbitro Enrico Bartoli con l'allenatore degli austriaci Gallet, che sostituisce il tecnico designato Mike Coffin. Rimessa per Kaffenberg, perde la maniglia Mark Coffin che era appena entrato sul rettangolo di gioco, quindi recupero per la più GSA. Marco Spangaro in palleggio, che fino a questo momento Spangaro è fermo a quota 2 punti segnati. È stato un tocco da parte della difesa austriaca, quindi rimessa per Udine. Simpson sbaglia poiché disturbato da Vujosevic, va dall'altra parte Kaffenberg. Gioca controllato la formazione austriaca. Vujosevic in palleggio, arriva Stegnitz per il pick and pop, poi arriva il rifornimento nell'angolo verso Coffin. Il palleggio, se tiro non va, rimbalza dopo aver fatto bene, taglia fuori Nikolic. Simpson in transizione con spazio, non si prende la conclusione, non se la prende Spangaro. Extra pass per Nikolic, extra pass per Cortese che si alza adesso da 3 punti, non va, rimbalzo lungo che viene fatto preda da Nakic. Coffin lancia Wilson che fa saltare Nikolic, la Veronica di Coffin, il fallo di Nikolic, 2 tiri liberi in arrivo.
per Elia Wilson. Una chicca scovata ieri dal collega Pino Pisano del Messaggero Veneto e pubblicata oggi, ovvero il top scorer del campionato austriaco della scorsa stagione è stato quel Stephen Stazic, visto che la maglia della Pallacanestro Gorizia prima, poi anche della Benetton Treviso, ma poi anche della Snaidero Udine. Wilson fa 2 su 2, 16 punti per lui. Cambio per Kaffenberg, rientra Samuels e esce Stagnitz. In precedenza per Udine era andato in panchina Travis Simpson e al suo posto era rientrato il capitano Mauro Pinton. Attacco per Udine, Pinton riapre per Spanghero, non c'è l'extra pass verso Cortese, Spanghero 1 contro Coffin a segno Spongi col quarto punto personale per lui. Udine va avanti 55 a 45, mentre è pronto Salvatore Genovese sul cubo dei cambi. Coffin da sotto misura di reverse e proteggendosi con il ferro insacca il suo 10° punto personale. 55 a 47 adesso il vantaggio per la truppa di coach Demis Cavina. Cortese con spazio da 3 punti la mette e sale in doppia cifra, perché sono 10 i punti andati a bersaglio da Ricky Cortese. Oggi che mancano 29 giorni all'inizio del campionato, perché domenica 7 ottobre alle ore 18 in diretta su The News TV manderemo in onda la sfida tra l'Andrea Costa Imola e la nostra e vostra APU GSA. In and out per Pinton dall'arco e l'imbalzo per Kaffenberg che è sotto 58 a 47. Riceve Coffin, poi interrompe il palleggio. Samuels in punta, non guarda il ferro, non riesce neanche a ribaltare il lato perché c'è Mortellaro in anticipo contro Nakic. 4 secondi la scadere 24. Coffin deve accelerare contro Spanghero. Coffin si alza da 3 punti, un airball, li recupera per Mortellaro che lancia Spanghero, e per Spanghero si tratta di un terzo tempo d'allenamento smorfia di dolore per Marco Spanghero, che è un po' stanco forse. Vediamo se correrà ai ripari il coach Demis Cavina con l'ausilio anche del suo staff. Però Spongi non si risparmia in difesa, poi Nikolic induce l'errore Schlittwieser, palla persa per Kaffenberg e la rimessa per la PU GSA. Cambio per Udine, esce Ricky Cortese e rientra Totò Genovese. Quintetto composto tra virgolette dalle seconde linee per la PU GSA, perché sul rettangolo di gioco ci sono i 5 giocatori partiti dalla panchina, oltre a Rafael Chiti, che è l'11° in questa serata. 60-47 il punteggio per la PU GSA, che è in attacco. Genovese sul pick and pop si alza da 3 punti, va Totò Genovese, primi 3 punti per lui. Questo sarà il suo pane quotidiano, bisognerà arrabbiarsi in maniera eufemistica se Genovese non dovesse segnare queste conclusioni. Coffin in palleggio, il fallo di Spanghero esaurisce il bonus la formazione bianconera. Quindi bonus esaurito da entrambe le formazioni. Pronto Coffin con la rimessa per Wilson, che viene spedito su linea di fondo da Nikolic. Wilson palleggia restrittivo da 3 punti, non va, solo tabellone. Mortellaro allo scadere del terzo quarto da campo a campo non va, quindi al minuto numero 30 la PU GSA Udine vantaggio per 63 a 47.
Sfruttiamo questa pausa in diretta col GM Davide Michalic. Davide, scusa se ti disturbiamo, ma poi alla fine della partita manderemo direttamente la linea alla regia. Partiamo prima dal bagno di folla, perché c'è tanta gente anche questa sera. Direi che ormai è quasi una bella abitudine che ci siamo costruiti, bellissimo, anche oggi il Palazzo stracomodo, gente per terra seduta dappertutto, oltre ogni capienza, però insomma c'è questo grande amore per la pallacanestro e per la nostra squadra che ci gratifica degli sforzi che facciamo, e devo dire che la squadra si diverte e trova energia da questo. Il pubblico sta riempiendo di applausi scroscianti i nostri giocatori. Mi è piaciuto adesso l'applauso per Penna che è appena uscito, vuol dire che si apprezza non solo il numero clamoroso, non so, che fa Powell piuttosto che Simpson, discreti due ragazzi mi sembra, fa parentesi, ma anche l'ordine, la regia, l'intelligenza tattica di un playmaker come Penna, che è uno dei giovanotti nuovi di questa squadra. Come da detto lavori, come si quantifica la differenza di categorie di stato tra queste due formazioni? Perché è chiaro che si affronta la formazione campione di carica in Austria, per un livello diverso, però... No, ma sicuramente questa è una buona squadra, non va adesso sottovalutata perché sta beccando 16 punti, questi sono campioni d'Austria e ormai c'è un livellamento clamoroso in Europa. Ricordi Dykes preso dalla Romania piuttosto che Simpson preso dall'Ungheria. I campionati si stanno livellando, questi fanno l'Eurocup, hanno dei valori. Però detto questo è chiaro che in Austria solitamente sciano, non giocano a pallacanestro, questo è vero, ma io guardo i nostri sono molto seri, molto applicati, molto sul pezzo, l'allenatore non molla di una virgola, meticoloso nel lavoro, ma insomma, credo che poi la cosa più importante, non so, che entri ad esempio Genovese, spari subito una tripla da uno scarico, piuttosto Cortese sbaglia 4, tira la quinta come se nulla fosse con la medesima faccia e la mette. E si sta creando un gruppo, si sta creando una squadra, il coach cerca di fare in modo che tutti siano coinvolti, tutti abbiano il loro spazio da protagonisti, però ora tutto funziona. Poi al di là di come finirà questa partita, che è stata dominata fino al primo quarto, ma ti ripeto, loro non sono male, ma più che guardare loro guardi i nostri, e i nostri molto bene. Grazie Davide, buon ultimo quarto. E chiaramente un ringraziamento alla città di Gemona da parte mia, alle istituzioni per questa splendida accoglienza di quest'anno, per il ritiro al sindaco, appuntamento chiaramente il prossimo anno, un ringraziamento a tutta la comunità per questo bagno di folla ed affetto, e anche alla televisione che ci dà l'opportunità oggi, Audio News, che ci dà l'opportunità di andare in diretta e raccontare a tutto il popolo friulano quanto bene sta facendo il nostro movimento. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento, sperando di continuare così perché ci divertiamo. Grazie Davide, torniamo in cronaca diretta. Wilson sbaglia il reverse ma subisce fallo, quindi andrà in lunetta per due tiri liberi. Vediamo i tabellini aggiornati. Per Kaffenberg, Wilson 17 dopo questo tiro libero segnato, poi Vujosevic 7, Stegneitz 5, Samuels 2, Nelson Henry 5, Skritvisa 2 e Coffin 10. Wilson resta a quota 17. Per Udine invece Mortellaro 7, Pinton 1, Genovese 3, Cortese 10, Simpson 14, Penna 2, Powell 20 e Spanghero 6. Spanghero per Nicolic, un 5 contro 4 per Udine, che riesce a sfruttare la superiorità numerica in maniera molto efficace dopo la scivolata di Wilson in corrispondenza della prima linea della pallavolo, quindi più 17 per la più GSA, che è avanti 65 a 48. Si continua ad asciugare il parquet. Si stanno impegnando oltre a Spanghero anche gli altri componenti del quintetto bianconero con i piedi. È chiaro che in queste fasi della stagione bisogna fare attenzione a tutte le componenti per evitare problemi legati agli infortuni. Il terzetto di piede da parte di Nicolic secondo gli arbitri, quindi rimessa per Kaffenberg.
Samuels, poi trova Schitwiza, allora Samuels in post basso contro Mortellaro, semigancio destro non va, rimbalzo, Coffin salta più in alto di Mortellaro, ma il problema è che è mancato il tagliafuori difensivo da parte degli esterni bianconeri contro Coffin. Genovese da sottomisura insacca il suo quinto punto personale, 67-50 il punteggio per la più GSA. Mentre è pronto Vujosevic sul cubo dei cambi per la formazione austriaca. Schitwiza a 2 secondi a scadere dei 24 sbaglia Spanghero, 2 contro 1 per Udine, trova Nikolic che subisce il fallo e andrà a lunetta per 2 tiri liberi. Doppio cambio per Kaffenberg, esce Wilson, rientra Vujosevic e poi esce Nakic, rientra Nelson Henry. 2 tiri liberi in arrivo per Stefan Nikolic, che potrebbe rompere il ghiaccio, non ci riesce, nuova opportunità per lui. Fino a questo momento tra tutti i giocatori schierati da coach Cavina gli unici ad non aver segnato sono Nikolic e Pellegrino. Nikolic rompe il ghiaccio adesso, primo punto per lui, quindi il solo Pellegrino quando rientrerà avrà l'obbligo di trovare il fondo del secchiello. Attacco per Kaffenberg, Nelson Henry spalla canestro contro Mortellaro, si gira sulla linea di fondo con una Veronica, poi subisce il fallo da parte di Chris Mortellaro e Nelson Henry andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Fino a questo momento 5 punti segnati dal giocatore che è alto 211 cm, nato nel 1994 negli Stati Uniti, uscito dalla University of Pennsylvania 2 anni fa, quindi nel 2016, University of Pennsylvania, dove studiò anche un certo Jerome Allen, il capo tribù di numerose stagioni con la maglia arancione della Snyder. Nelson Henry segna il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Nuova opportunità per lui, fa 2 su 2, settimo punto per Nelson Henry, 68-52 il vantaggio per la più GSA, consegnato da Genovese a Pintone. Pronto Penna sul cubo dei cambi, Nikolic riceve, si alza da 3 punti, va Stefan Nikolic, quarto punto per lui, massimo vantaggio aggiornato per la più GSA di più 19 sul 71-52. Vujosevic pareggia questo tiro contro Mortellaro, non va, rimbalzo viene ripreso da Vujosevic, Nelson Henry si schianta contro Nikolic, Spanghero 3 contro 3 d'allenamento per Udine che diventa 5 contro 5 con l'arrivo a rimorchio prima di Mortellaro e poi di Nikolic. Chris ribalta per Coffin, 2 contro 1 per Kaffenberg, Coffin contro Genovese che lo stoppa in maniera fallosa secondo l'arbitro Bartoli, quindi Coffin andrà a lunetta per 2 tiri liberi. Cambio Udine, fuori Spanghero, dentro Penna. Applausi anche per Spongi. Coffin sbaglia il primo dei 2 tiri liberi, nuova opportunità per lui. Coffin fa 1 su 2, 13 punti per il giocatore austriaco con origini americane, classe 1991. Sbaglia la conclusione Udine, rimbalza per
Samuels che va fino in fondo subendo il fallo di Genovese. Per la più GSA si tratta del quarto fallo di squadra. Rimessa Kapfenberg, è pronto Vujosevic per la rimessa, poi intanto Coffin verso Nelson Henry, ora Vujosevic, altro slalom contro Mortellaro, poi Nelson Henry nel cuore dell'area. C'è il fallo di Penn, Nelson Henry andrà a lunetta per 2 tiri liberi. Nelson Henry sbaglia il primo dei 2 liberi, secondo ferro, nuova opportunità per lui. Sta per entrare Marshawn Powell per la più GSA. 1 su 2 per Nelson Henry, 8 punti in totale, doppio cambio Kapfenberg, escono Samuels e Sweetvisa, rientrano Wilson e Stagniez. Per Udine esce Genovesi, rientra come detto Marshawn Powell. Da Penna Pinton, poi ancora Penna, Nicolic verso Mortellaro, spalla a canestro Chris contro Nelson Henry, si prende la linea di fondo, Chris sbaglia però, cerca di seguire il rimbalzo ma non riesce a mantenere vivo il possesso. Vediamo se rientrerà Francesco Pellegrino fra pochi istanti al posto di Chris Wilson dalla posizione di triplice minaccia, sbaglia la conclusione contro Mauro Pinton dall'arco, rimbalza per Powell. Maurino ribalta lato per Penna che aspetta l'arrivo dei rinforzi. Powell in punta, Pinton subito da 3 punti, va l'elettroshock, Mauro Pinton Fire, quarto punto per lui, 74-54 il punteggio in favore della più GSA che costringe all'infrazione di 8 secondi il playmaker serbo Vujosevic. Quindi rimessa nella metà campo offensiva per la più GSA, riceve Penna, poi ancora l'end-off tra Nicolic e Penna, non arriva la Jup per Nicolic, arriva il riferimento in post basso da Powell per Nicolic che si gira e si volta su linea di fondo, tiene il contatto contro Coffin ma sbaglia la conclusione, poi commette un fallo di esuberanza e per Udine c'è un cambio, entra Rafael Chiti al posto di Stefan Nicolic. Applausi anche per lui. Il 5 ricevuto da coach Demis Cavina che è prodigo di consigli nei confronti dei giovani giocatori bianconeri. Nelson Henry intanto sbaglia il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Chiti che ha fatto il suo ingresso sul parquet nel giorno del suo 19° compleanno. Nelson Henry fa 1 su 2, nono punto per lui, cambio Kapfenberg, esce Vujosevic ed entra Taki. Possesso per la più GSA da Penna Pinton, sempre lo stesso schema di prima, Powell per Penna, poi Mortellaro in post basso, riapre per Pinton con spazio da 3 punti, non va ma applaude coach Demis Cavina perché è stato applicato fino in fondo lo schema offensivo. È pronto sul cubo dei cambi per Kapfenberg Uber. Coffin intanto va fino in fondo, riesce a deludere l'intervento di Chris Mortellaro, 15° punto per lui. Rafael Chiti rifornisce in post basso Chris Mortellaro, sportellate tra lui e Nelson Henry, c'è il fallo di Nelson Henry e Chris Mortellaro andrà a lunetta per 2 tiri liberi. Cambio Kapfenberg, esce Stagniez ed entra Uber e Mortellaro, se segnasse il secondo dei 2 tiri liberi a sua disposizione, lascerà il posto a
Ciccio Pellegrino. Mortellaro sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Formazione austriaca che aveva disputato le qualificazioni alla Champions League FIBA nella scorsa stagione, perse. Intanto Mortellaro segna il secondo, lascia il posto a Francesco Pellegrino. 10 punti per Chris Mortellaro. Kaffenberg, che dopo aver perso le qualificazioni alla Champions League, è stata dirottata in Europe Cup. 76-57 il punteggio per la PU GSA. Coffin fa saltare Chiti, che non perde però l'attaccante. Wilson su linea di fondo sbaglia, recupera per Powell, che trova Penna, va fino in fondo Penna, a segno con la mano sinistra Lollo Penna. Quarto punto per lui. 78-57 il punteggio per la PU GSA, più 21. Penna ora in difesa contro Tacchi. Coffin in allontanamento, in and out, è sfortunato. Nuova chance offensiva per i bianconeri friulani. Powell per Chiti, che non ribalta al lato. Ora si va un po' sbasso da Powell, che riapre per Pinton, che fa saltare Wilson, mette i piedi a posto e spara la tripla. L'elettroshock, Mauro Pinton Fire. Seconda tripla ravvicinata per lui. Recupero per Penna, che riceve gli applausi di Cosdemi Scavina. Ancora Pinton con spazio da 3 punti, non va, sfortunato. Il rimbalzo di Powell, altra chance offensiva per i bianconeri. Penna sbaglia la tripla, un airball, quindi recupera per Kaffenberg, che è sotto 81-57. Massimo vantaggio aggiornato da parte dei bianconeri in precedenza con la tripla mandata a bersaglio dall'elettroshock. Mauro Pinton Fire. Wilson da 3 punti dal palleggio, insacca il suo 20° punto, e non a caso Wilson era stato etichettato come miglior giocatore della formazione austriaca. Chiti si alza da 2 punti, a segno anche Rafael Chiti, che festeggia il compleanno con questo cesto dell'appello. Ora manca solo Ciccio Pellegrino. Si fanno sentire i ragazzi del settore di compagnia di tutti gli altri tifosi bianconeri arrivati quest'oggi a Gemona con il classico ritornello. Intanto Pinto recupera il pallone, la Liope per Powell. Azione da Showtime sull'asse, Mauro Pinton, Marchon Powell. In arrivo la standing ovation per Marchon, perché sta per rientrare Genovese. Il fallo di Powell. Sta per entrare anche Spanghero. Doppio cambio per Udine. Fuori Marchon Powell, autore di 22 punti, e fuori anche Mauro Pinton. (85-60 il punteggio). Wilson in lunetta segna il primo, 21 punti per lui. Fa 2 su 2 Wilson. Sono 22 punti totali per il giocatore americano, classe 94. Il fallo di Tacchi contro Lorenzo Penna. Lorenzo Penna, che in estate si è allenato agli ordini di coach Sanguettoli in compagnia anche di un certo Marco Bellinelli. Genovese con laccio della scarpa sull'arco dei 3 punti, non va. Chiti strappa rimbalzo offensivo e insacca da sotto misura il suo 4° punto.
Rafael Chiti che sarà protagonista nella prossima stagione in doppio tesseramento anche con la Latte Blanca UBC Udine in Serie C Gold, agli ordini di coach Andrea Paderni. Simpson, scusate, Coffin in maglia numero 15 come Travis Simpson per la più GSA movenze anche di spalle similari. Coffin subisce il fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. 87-62 il punteggio in favore della più GSA. Coffin sbaglia il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione, fa 1 su 2, sono 16 punti personali per lui. 87-63 il punteggio. Pellegrino ribalta lato per Penna, ricezione difficoltosa, Penna su linea di fondo, riapre per Spanghero con spazio da 3 punti, non va, svita la lampada Nakic. Wilson contro Penna, cerca di batterlo, poi rinviene Penna sul giocatore degli austriaci da 3 punti, Nakic trova il fondo del secchiello e la partita sta per finire. Spanghero congela il possesso, sì, quindi la più GSA Udine batte per 87-66 i Kaffenberg Bulls. Al volo i tabellini per Udine: Mortellaro 10, Chiti 4, Pinton 7, Genovese 5, Cortese 10, Simpson 14, Penna 4, Nikolic 4, Powell 22, Spanghero 6 per Kaffenberg, Wilson 22, Vujosevic 7, Nakic 3, Stegnitz 5, Samuels 2, Nelson Henry 9, Schlittwieser 2 e Coffin 16. Dal Pala Ipsa di Gemona è tutto, un saluto e ringraziamento da Max Fontanini e alla prossima.